Oggi mangiamo gli impanatigli. Gli impanatigli vengono preparati con mandorle, chiare d'uovo, carne tritata, farina, tuorli, cioccolato, farina di mandorle e zucchero. Impastiamo della farina 00 con dei tuorli d'uovo. Una volta impastata viene messa in frigo per un'oretta circa. Dopodiché andiamo a preparare il ripieno. Il ripieno prepariamo della carne tritata e asciugata in pentola rosolata. Aggiungiamo a questa carne della farina di mandorle, della cioccolata, dello zucchero e delle mandorle tostate. Il tutto lo impastiamo insieme a queste chiare d'uovo. Una volta pronto il pastello e il ripieno, andiamo a stendere il pastello molto sottile. Tagliamo dei cerchietti di pasta con un coppapasta. Una volta tagliata la pasta andiamo a riempirla con questo impasto, chiudiamo tipo il raviolo e lo mettiamo dentro delle teglie. Una volta sistemato viene inciso sopra a forma di croce un taglio e vengono infornati. Gli impanatigli sono dei dolci tipici spagnoli, arrivati a noi grazie alla dominazione spagnola. Sono dei dolci che venivano preparati più che altro per chi navigava. È un dolce che può durare diverse settimane, ben conservato ed è molto nutriente come dolce. Il biscotto richiede 15 minuti di cottura. Una volta pronto, il biscotto appena sfornato è già pronto da mangiare. Molto croccante e buon appetito!